I lavoratori della Croce Rossa questa mattina si sono ritrovati in via Levantina a Jesolo per protestare contro la decisione di mettere in vendita la sede, una scelta che mette a rischio i dipendenti e i servizi finora gestiti. Presente anche l'onorevole Giulio Marcon, che non nasconde la sua amarezza per questa scelta. Noi crediamo che questa politica della dirigenza della Croce Rossa sia una politica sbagliata che, ripeto, costringe i lavoratori a condizioni difficilissime e addirittura anche può portare il licenziamento di molti lavoratori. Quindi chiediamo alla Croce Rossa di tornare indietro, di salvaguardare questa struttura. Non è certo un fulmine a ciel sereno. Dopo la decisione di privatizzare la Croce Rossa i problemi sembrano essere aumentati, almeno per il personale. I dipendenti non sappiamo dove andremo, può essere che verremo messi in eccedenza, ancora non sappiamo niente e non siamo stati informati di niente. Purtroppo qui abbiamo un sacco di attività aperte e non sappiamo ad oggi cosa dobbiamo fare. La sede dovrebbe essere messa all'asta quando i lavoratori dovranno fare i bagagli, quindi non si sa. Per ora all'interno della sede ci sono circa una cinquantina di ospiti che dovrebbero andarsene entro giugno. Poi ovviamente di accoglienza non si parla più, visto la situazione. Ma cosa accadrà ai lavoratori? Sono più di 50 che dovrebbero essere collocati, se viene venduta questa sede, nell'ex sede di Verona, almeno così pare ci dicano le voci di corridoio, parcheggiati a Verona che prima conteneva 3-4 lavoratori. Questo processo riorganizzativo approssimativo, è scritto in un comunicato, produce la perdita di servizi che mettono a rischio il ruolo autenticamente ausiliario che la Croce Rossa ha rivestito fino ad oggi nell'assistenza sanitaria e sociale su tutto il territorio nazionale. Questa mattina davanti ai cancelli della Croce Rossa anche un gruppo di cittadini del Bangladesh. Solidarietà dove deve andare, povera gente dove deve andare?